Benvenuti a un'altra lezione di senese in internet. Figè, bisogna che studiare. È inutile che poi scrivete geniale, bravissimo, vuoi un'altra lezione e poi non studiare niente. Clicca stop e ne avete un tutorial in l'uncinetto, come si sa in ciò, imparare a posive, ma non venire qui a rompimi o belin, perché il senese è una lingua difficile e bisogna studiare. Mi viene già nervoso. Anche femo modo imperativo. Però non fai pigiare da parola imperativo, no? Chissà cosa ti devi fare, no? Andiamo ad Addis Abeba a conquistarla. Che poi ti hanno in 100 kg, ti torni in mucco e ridimensionare a livello di presumi. Un imperativo, viceversa, usa deve così, no? Per discorrere. Viene benissimo per ratellare, che in senese è importante. Oh, porta via Obelì, che questo qui è il parcheggio del condominio. Ma vai un po' per che ti lasci 5 di 7 che causate bello in mano. Non stemme ciaccia ma, che mi so a 6 dei gigabyte. O andiamo a vedere un modo imperativo del verbo avere. Ovviamente se incomincia da seconda persona, agiti, culagele, agemoniatri, ageviatri, cageniatri. Ora è inutile questo Q da terza persona. Q si scrive così. Però una volta non è proprio Q, come un siciliano, come in che è stato. Perché una volta le lingue erano tutte insieme, poi si sono separate qua derivano i continenti. Ma in senese non è rimasto questo Q siciliano, perché serve per da una parte da gaibu, dall'altra per da distanza, no? Sciumego, culintre, cusassette, cos'è che dà un po' d'acqua in una galletta? Q non fa se complimenti. Se capisci che con questo Q un mego lo interiorizza che finì a visita, è meglio portare via un macaco e non fermarsi a discorrere. Ora proviamo a costruire una frase deviando l'imperativo in tutte le persone. Vedi pochi, dini un po'. Ma beh, sei a te a giocare a burraco con Marisa. Che Marisa staghi attenta, che è così bella, bionda, ma ricordo. Cerchiamo di capire cosa le è successo. Proviamo un po' a spiegarmi cosa è sto video che mi mandò a lui dei sei in WhatsApp. Che i scienziati mi spiegano come mai a Marisa l'ho vista 2 giorni fa che era bella, bionda, e ve sei in tu video alla moa, stempia, coi baffi per il stomaco che va sceso e sutta che me moglie che gioca burraco. Bon, la lezione finisce qui, salutiamo tutti gli amici di Calasetta e di Carlo Forte che parlano in maniera un po' diversa, ma se capiamo, saluto a Lulli per fornire sempre un materiale anche se per questo vivere. Lulli, fate i casi te, imperativi.